Buonasera, buonasera e ben ritrovati di nuovo con l'approfondimento che segue il notiziario di Tele4. Ancora una volta ringraziamo i previsori di Osmer, ARPA, FVG perché si collegano spesso con noi per raccontarci proprio dell'evoluzione meteo. Giuseppe Visalli con noi collegato, grazie mille e buona serata, buonasera. Buonasera a tutti, bentrovati. Allora, evoluzione meteo dicevamo, perché abbiamo vissuto un maggio un po' diverso da quello che mi ricordo l'anno scorso, che era scoppiato questo caldo incredibile che sembrava subito piena estate, poi i primi di giugno si era già rinfrescata l'aria e poi l'estate vera e propria. Adesso invece stiamo vivendo, come la giornata di oggi, molto ventosa, con le temperature sicuramente non estive, stiamo vivendo un maggio che di fatto insomma non si è ancora sentito il caldo, ecco, per così dire. Che momento è questo della stagione, quindi, dal punto di vista meteorologico? Sì, è vero, questo mese di maggio è risultato piuttosto variabile a causa della presenza di continue perturbazioni atlantiche, quindi l'anticiclone non, come era successo negli scorsi anni, non ha insistito, non si è protratto verso il nord Italia, ma piuttosto ha lasciato spazio appunto all'arrivo di correnti atlantiche che sono ancora piuttosto fresche. Infatti abbiamo avuto un mese appunto molto variabile con spesso piogge temporali e negli ultimi giorni anche delle incursioni più fredde. Infatti in questi giorni siamo con temperature sotto le medie del periodo di qualche grado, tuttavia come parleremo dopo la situazione tenderà a cambiare soprattutto poi con l'inizio di giugno. In ogni caso appunto è un tempo da metà primavera che come è successo ieri ha riservato anche momenti per temporali anche intensi. Facciamo un passaggio magari anche su tutta la regione, no? Molte volte la variabile tra la costa e invece ovviamente la pianura, i monti, rende appunto situazioni meteorologiche diverse a seconda di dove si trovi, di dove ci si trovi. Ecco, come sarà più o meno l'evoluzione in ambito costiero, quindi che interessa Trieste e poi tutto il resto della fascia costiera, e invece quello che potrebbe succedere nelle prossime ore, nei prossimi giorni a livello di pianura e di monti? Sì, nel corso delle prossime ore la bassa pressione che ci ha interessato soprattutto nella giornata di ieri tenderà ad allontanarsi verso est e quindi avremo un miglioramento del tempo. Tuttavia, comunque continuerà ad affluire aria fredda di origine artica, soprattutto in quota, e questo unitamente al riscaldamento diurno, quindi con il sole nel corso del pomeriggio, determinerà instabilità atmosferica. Questo si tradurrà in rovesci e temporali che si svilupperanno nella giornata di domani, quindi nella giornata di sabato, nel corso del pomeriggio, ad iniziare dalle prealpi per poi spingersi alla pianura e forse anche verso la costa. Si tratterà appunto di rovesci e temporali localizzati, non diffusi, ma che potranno appunto colpire queste zone. Poi nel corso della giornata di domenica e di lunedì si avrà un miglioramento del tempo a causa dell'aumento della pressione atmosferica e un aumento anche delle temperature, perché l'anticiclone tenderà a far affluire correnti più miti e meridionali, quindi si avrà una pausa dalle precipitazioni che potrebbero poi tornare nel corso della metà della prossima settimana a causa del nuovo arrivo di correnti atlanti. Quindi comunque il tempo tenderà a migliorare sicuramente rispetto alla giornata di ieri, alla giornata odierna, di quello che è stata la giornata odierna, però comunque rimarrà ancora variabile soprattutto tra i monti e la pianura. Sulla costa si avrà qualche schiarita in più sicuramente, poi temperature che tenderanno lievemente a recuperare qualche grado e si porteranno nella media del periodo entro la giornata di domenica e lunedì. Poi nel corso della prossima settimana, come preannunciato, un ulteriore aumento termico con temperature che andranno anche di poco oltre la media del periodo.
Ecco, qui da noi a Trieste tanti cittadini si chiedono quando si potrà stabilmente andare al mare, indossare il costume da bagno e ovviamente mettersi la crema solare e godersi la tintarella. Certo, le previsioni a lungo raggio non sono sempre facili e possibili, però si può già dare una tendenza del mese di giugno. Ci si aspetta un giugno particolarmente soleggiato, magari anche in virtù di quello che è stato il mese di maggio, o comunque la variabilità, per così dire, è sempre dietro l'angolo. Ma allora, per quanto riguarda la prossima settimana, appunto, continuerà tra alti e bassi il regime di variabilità. Poi sembra che dall'inizio del mese di giugno si abbia un pattern, un cambiamento di pattern, quindi un cambiamento di circolazione atmosferica che consentirà all'anticiclone di spingersi verso latitudini maggiori. Quindi questo significa che probabilmente nella prima decade di giugno si avranno giornate più stabili e sicuramente più calde. Appunto, si prevede l'arrivo di masse d'aria decisamente più miti rispetto a quelli degli scorsi giorni. Quindi possiamo dire che in giugno potrebbe iniziare con un capovolgimento della situazione meteorologica. Tuttavia le incertezze in questi casi sono sempre piuttosto elevate, per non parlare poi della seconda metà di giugno, che ancora purtroppo non possiamo dire praticamente nulla. Però comunque sicuramente la buona notizia è che per chi volesse andare al mare, ecco che a inizio giugno potrà probabilmente farlo, ecco. Qualche giorno fa in varie zone della regione abbiamo anche assistito a episodi di grandinate improvvise, per esempio. Questo tipo di fenomeno, tanto che desta molta preoccupazione, magari è successo in passato l'estate scorsa, mi pare che sono venute fuori fortissime grandinate che hanno anche danneggiato automobili e altri veicoli. C'è il pericolo che appunto in piena estate o anche in questo periodo arrivino forti grandinate improvvise. Si può prevedere un simile fenomeno in base alla pressione atmosferica e ad altri fattori? Allora, le grandinate sono associate ai temporali, quindi la misura con cui si può prevedere la grandinata è la misura anche quella che in cui si può prevedere il temporale. Di certo è che le grandinate di piccole dimensioni sono una prerogativa della stagione calda, quindi già dalla primavera e nel corso dell'estate. Tuttavia, comunque, nel corso degli ultimi anni, nel corso degli ultimi decenni, vari studi condotti anche dall'ARPA hanno evidenziato che c'è più che un aumento della frequenza delle grandinate, un aumento del diametro medio dei chicchi di grandine. Quindi possiamo dire che in base a questo trend si ha sostanzialmente un numero di grandinate che tende a rimanere simile nel corso degli anni, ma aumenta quello che è la dimensione dei chicchi, quindi anche i danni che le grandinate possono arrecare. Questo probabilmente è dovuto al fatto che l'atmosfera si sta scaldando e un'atmosfera più calda contiene anche più vapore acqueo, più energia per rifornire appunto i temporali. Quindi i temporali più forti significano anche grandinate con chicchi più grandi e quindi anche più devastanti. Purtroppo, diciamo, la previsione dei temporali e la previsione delle grandinate non è semplice, può essere effettuata solamente pochi giorni prima dell'evento. Quindi possiamo appunto prevedere una grandinata con una certa probabilità 1 o 2 giorni prima. Poi è utile sempre andare a fare monitoraggio in caso di temporale per andare a vedere attraverso il radar meteorologico quanto è forte un temporale, quindi quanta probabilità di grandinata si può avere sostanzialmente. Allora abbiamo ancora 2-3 minuti, quindi approfitto della sua competenza per chiedere, si ricorderà l'estate del 2022 famosa per gli incendi, soprattutto nell'area del Carso, nella provincia di Trieste, ma anche più in là nell'Isontino, poi invece nelle estati successive più piogge abbondanti, anche inondazioni, e quindi insomma la gente magari pensava avremo un'estate come quella dell'anno scorso e invece la situazione può risultare completamente diversa. Da queste analisi, dalle analisi che anche voi effettuate, cosa si evince di questi cambiamenti repentini da un'estate all'altra? Perché si generano e se è prevedibile anche entro un certo limite l'andamento generale? L'andamento generale, diciamo che è quello
del riscaldamento climatico, purtroppo, perché appunto si è visto che nel corso degli ultimi anni, nel corso degli ultimi decenni, durante la stagione estiva si ha una diminuzione del numero di giorni di pioggia e quindi sostanzialmente un aumento dei giorni secchi. Quindi diciamo che la tendenza nel corso dei prossimi anni e decenni probabilmente è quella di avere delle estati che saranno più calde, saranno più secche, quindi è probabile che in questa misura si potranno avere delle estati caratterizzate più che altro anche dagli incendi, come è successo nel 2022. Tuttavia, comunque, la variabilità tra un anno e l'altro può essere anche molto grande. Diciamo anche che, come detto prima, se una atmosfera più calda può produrre dei temporali più forti, significa che magari nel corso dei prossimi anni o decenni il numero di giorni di pioggia diminuirà durante l'estate, però comunque la pioggia che cadrà si manterrà invariata, quindi questo significa che quando arriverà il temporale, quando arriverà la pioggia, sarà più intenso. Quindi purtroppo nel corso dei prossimi decenni il clima tenderà ad estremizzarsi, quindi questo significa delle condizioni, dei periodi di siccità più prolungati, alternati probabilmente a piogge temporali più forti. Dottor Visalli, io come sempre la ringrazio per il suo collegamento e ovviamente porti un saluto anche a tutti i suoi colleghi, siete sempre molto disponibili. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi. Grazie anche a voi per averci seguito, telespettatori, in questo approfondimento dopo il telegiornale di Tele4. Io vi auguro una buona serata. Avanti con questa squadra, non ci sarà alcun rimpasto in giunta. Il presidente Fedriga archivia la crisi dopo il vertice di maggioranza, porrà la fiducia sulla mozione programmatica in arrivo in Consiglio. Il tema della vertebra rotta ancora al centro del caso Resinovic, ecco tutte le immagini dall'ultima relazione medico-legale della perizia Cattaneo. Furto con spaccate in una sartoria di via Dalviano, bottino di 2.000 euro, continuano senza sosta i colpi a Trieste in locali e negozi. Barcola Futura, i nuovi rendering e i calcoli del progetto Core, 8 nuove baie con spiaggia 18, i topolini protetti da un pontile e 300% di spazio asciugamano in più. 54 milioni di ritorno economico su Trieste, 240 posti di lavoro fissi, sono i dati sulla crocieristica Trieste nel 2024, comunicati da Maurizio Bucci di Forza Italia. Apre Mare Nord-Est in Piazza Unità, conferenze e incontri con ospiti del mondo della nautica, della ricerca e dell'esplorazione subacquea. Per la pallacanestro Trieste spreca, Brescia in cassa vincendo gara 3. Domani sera si torna al Pala Rubini per restare ancora in corsa nei play-off. Buonasera e ben ritrovati a una nuova edizione del telegiornale di Tele4. Avanti con questa squadra, nessun rimpasto. Così il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, al termine del vertice di maggioranza, tenutosi nel palazzo della Giunta regionale in Piazza Unità a Trieste. Vabbè, Presidente, com'è andato? No, bene, devo dire che come avevo preannunciato ieri all'uscita dall'incontro con la Presidente del Consiglio, la coalizione ribadisce la sua compattezza. Abbiamo, penso, risolto anche quelle incomprensioni che non c'è dubbio sono stati nei giorni pregressi. La coalizione insieme mi ha chiesto di assumere un ruolo aggiuntivo di garante di arbitro della coalizione, per garantire continuità e rilancio dell'azione stessa dell'amministrazione, e per questo presenterò in Consiglio una mozione sulla quale chiederò la fiducia. Ci sarà un rimpasto di giunta? Non ci sarà un rimpasto di giunta, viene confermata la fiducia a questa amministrazione regionale da parte di tutte le forze di coalizione nell'attuale conformazione.
È con queste parole che il presidente della regione Massimiliano Fedriga ha di fatto archiviato la crisi all'interno della coalizione di centrodestra dopo il tavolo di oggi pomeriggio in compagnia dei segretari regionali di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Tutto questo sfocerà poi in una mozione. Il documento programmatico del centrodestra avrà forma di mozione da presentare al Consiglio regionale, su cui il presidente Fedriga porrà la questione di governo. Al centro di questo documento sarà preponderante il tema sanità. I principi sono appunto quelli che noi dobbiamo lavorare in un clima nel quale tutta la coalizione sia coinvolta, ma tutta la coalizione assuma la responsabilità delle scelte fatte, e per questo tutti i partiti di maggioranza mi hanno chiesto di farne da garante e da arbitro. Il terzo mandato, ieri Zaia ha detto che a livello nazionale si parla di una possibile legge nazionale per il terzo mandato. Sì, noi possiamo ovviamente legiferare. Detto questo, è chiaro che a livello politico, se ci fosse una scelta così a livello nazionale, secondo me velocizzerebbe anche le scelte della regione, non c'è dubbio, perché ovviamente troveremmo un'unità di intenti a livello nazionale e a livello territoriale. Hai sentito col ministro Ciriani? Di legge sul terzo mandato a livello nazionale. Ma io non è che so se lo sa Fratelli d'Italia, io leggo le dichiarazioni degli esponenti di Fratelli d'Italia che mi sembra abbiano aperto una discussione. Parlo dal ministro Lollobrigida all'onorevole Donzelli, si è aperta una discussione a livello nazionale e su questo se ne discuterà. Ha sentito il ministro Ciriani in questi giorni? Non ho sentito il ministro Ciriani in questi giorni, però insomma lo sentirò nei prossimi. Sentiamo le parole allora di Walter Rizzetto, segretario regionale di Fratelli d'Italia al termine dell'incontro di vertice di centrodestra. Onorevole Rizzetto, quindi strappoli cucito? Ma personalmente sono molto soddisfatto di questo virtuoso punto di caduta che abbiamo trovato. Ho proposto con forza il fatto che il presidente Massimiliano Fedriga si faccia garante ed arbitro rispetto a tutte le soluzioni e situazioni che la Regione, una Regione indubbiamente virtuosa, lo dicono i numeri, sta portando avanti, e l'azione della Giunta, oltre che continuare, deve essere rilanciata. Secondo me sarebbe stato abbastanza strano cambiare le deleghe in questo momento. Ritengo e penso che i nostri concittadini, anche, lo rinnovo, con ancora una volta e sempre più rafforzato il presidente Fedriga e la sua Giunta, sia garante ed arbitro di tutte le situazioni. Ecco, ritengo e penso che soltanto parlandosi, anche avendo a volte, voglio dire, una discussione abbastanza accesa, i problemi si possano tentare di risolvere. Però lo rinnovo, sono molto contento di come è terminata. Personalmente, poco prima di questa riunione, ho riunito il direttivo regionale di Fratelli d'Italia, ed è un partito, Fratelli d'Italia, che anche questa volta è unito rispetto alle scelte da fare. Quindi bene così, ma soprattutto bene per i nostri concittadini ed elettori, che fondamentalmente vedranno un'azione importante, amministrativa, virtuosa della Regione su tutti i territori. In questa mozione che verrà presentata al Consiglio regionale ci sarà, immagino, più di qualche approfondimento sul tema sanità, correttivi, paletti verranno posti in qualche modo? La dobbiamo scrivere assieme, nel senso che l'importante per quanto ci riguarda era uscire già stasera con un accordo. Che io tra l'altro non ho mai messo in discussione, nel senso che ci credevo, come avrete letto immagino anche da quello che ho rilasciato poco tanto negli ultimi giorni, ci credevo in modo importante, e quindi la scriveremo nei prossimi giorni. E questa sera in apertura la puntata di Ring alle 21:10 con Ferdinando Avarino ci sarà proprio Massimiliano Fedriga, ospite, il presidente della regione, a poche ore dal vertice di maggioranza. Poi invece dalle 21:40 con Marco Stabile si parlerà del progetto per la Barcola del futuro insieme a Valentina Repini, Partito Democratico, Giorgio Sclip, lista Russo.Franco, Bruno Fuligno, Fratelli d'Italia e Laura Palutan, lista di Piazza. Come si presenterà dunque la Barcola del futuro? Il punto con i nuovi rendering, i progetti di restyling.
8 baie protette con spiagge in ciottoli, dalla Mula di Barcola sino al bivio di Miramare, con ingressi in acqua ampi, aree ombreggiate e piscine. 2 aree di interramento a mare in grado di aumentare la superficie calpestabile nell'area della terrazza mare e all'altezza del porticciolo del Cedas, con annesso molo per il delfino verde. I nuovi topolini protetti con mantenimento delle storiche orecchie, ma con protezione esterna che arriva quasi a raddoppiare la superficie asciugamano sul pontile parallelo. Il tutto con protezioni antimareggiata, computate inoltre il 24% di scogliere in più. Sono i tratti salienti del progetto partecipato CO-RE, cioè la collaborazione fra Comune di Trieste e Regione Friuli Venezia Giulia, presentato con i nuovi rendering e i calcoli sull'estensione delle superfici balneabili dall'assessore regionale all'ambiente Fabio Scocimarro. Il progetto si articola in 11 ambiti di intervento, comprende anche piscine di marea, piscine d'acqua di mare, strutture per l'accesso all'acqua dei piccoli natanti ed aree per il noleggio di imbarcazioni e SUP. Si calcola un aumento di oltre l'85% degli accessi a mare e del 318% nei metri di costa infrastrutturati per l'accesso alla balneazione, 129 metri in più di moli calpestabili e 12.690 metri quadrati di nuove superfici pavimentate di strade e passeggiata, oltre agli interventi a baie contrapposte che creano un effetto dinamico lungo la linea di costa. Interessante il progetto prospettato all'altezza dei topolini, che crea uno spazio di nuova concezione sempre balneabile anche con moto ondoso intenso. Il rifacimento della costa si completerebbe al bivio con le note terrazze, ideate in tempi non sospetti dall'assessore comunale alle politiche del territorio Michele Babuder, cui spetta sovraintendere invece la parte a terra e la nuova viabilità collegata, di cui la nostra emittente ha già rivelato in tempi non sospetti il progetto dei controviali per attutire l'impatto delle vetture che cercano parcheggio e migliorare la fluidità del traffico, nonché il nuovo sistema di ciclabili. Dunque il punto sul progetto anche con le parole dell'assessore regionale all'ambiente Fabio Scocimarro. Abbiamo visto nel 23 che la nostra costa è fragile e quindi bisogna intervenire assolutamente. A questo punto la rifacciamo completamente utilizzando anche consigli, non solo degli architetti ma anche della popolazione. Abbiamo fatto un progetto nato dal basso, tutti insieme a voler dare una nuova veste a Barcola, alla Riviera, ma non solo, perché poi coinvolgerà tutta la città e tutti i turisti di Trieste. Quindi un progetto importante, il Comune è attore principale, con lui ci siamo confrontati, il progetto è condiviso, difatti si chiama CO-RE, Comune Regione, e quindi i passi successivi saranno non un'idea messa nel cassetto, tutt'altro, verranno fatte in comune, auspico, i passi burocratici necessari per arrivare poi alla progettazione definitiva, dove si metteranno veramente tutti i puntini sulle i, quello che deve essere fatto sia dalla parte a mare sia dalla parte appunto a terra, per cambiare ovviamente e migliorare la viabilità. Però quello è una cosa di competenza esclusiva del Comune e non mi permetto di aggiungere altro, se non quello che metteremo in sicurezza la costa, perché così i prossimi anni, i prossimi decenni, se lasciamo le cose come stanno, saranno guai e guai seri. Svelate tutte le immagini che raccontano la storia della tanto discussa frattura alla vertebra toracica T2 di Liliana Resinovic, una lesione attribuibile a terzi in pieno contesto omicidario, secondo la relazione dell'antropologa forense Cristina Cattaneo. Ecco la frattura alla vertebra toracica T2 di Liliana Resinovic. La lesione, che sta facendo tanto discutere, potrebbe essere inserita nei quesiti da presentare al GIP per la richiesta di incidente probatorio, un elemento che figurerebbe come prova importante per contribuire alla ricerca della verità sulla morte della 63enne di Via Verrocchio. Non resta che analizzare la lesione attraverso la relazione medico-legale dell'antropologa forense Cristina Cattaneo. Nell'immagine di sinistra un dettaglio della rima di frattura, in quella a destra il risultato della TAC eseguita prima della seconda autopsia all'ospedale San Gerardo di Monza. Questa invece è l'immagine, con anche ricostruzione tridimensionale, della TAC fatta l'8 gennaio 2022 all'ospedale Maggiore di Trieste, 3 giorni prima che il tecnico di laboratorio Giacomo Molinari predisponesse il cadavere di Liliana sul tavolo per l'esame autoptico. Molinari nelle scorse settimane aveva confessato alla stampa che potrebbe aver provocato lui quella lesione con una manovra di iperestensione del collo di Liliana.
Così invece dalla relazione Cattaneo. La presenza dell'intaccatura è stata rilevata anche sull'immagine TAC effettuata in seguito al ritrovamento del cadavere. Il rinvenimento dell'intaccatura sulla TAC supporta l'ipotesi che tale frattura fosse presente già al momento dell'esame. Ma la relazione va ancora più a fondo. Quanto osservato può rappresentare l'esito di un movimento di iperflessione o iperflessione combinata con forze di rotazione, come quelle che si possono realizzare nell'afferramento e trazione della testa, incluso il chokehold, manovra di afferramento da dietro con incavo dell'avambraccio dell'aggressore che avvolge il collo. È così che Liliana è stata uccisa, strangolata da dietro? Ancora dalla relazione a firma Cattaneo. Da dopo il ritrovamento del corpo non risultano esservi state manovre post-mortali tali da poter giustificare l'insorgenza della frattura. Inoltre, conclude il paragrafo della relazione, il corpo è stato semplicemente traslato su un sacco mortuario e lì rimasto fino all'esecuzione della TAC, dove la suddetta frattura era già percepibile. Dunque sorgono le domande. Perché nella relazione della prima autopsia non viene indicata quella frattura già presente all'esame TAC? Perché Cattaneo invece la rileva? Perché il tecnico Molinari, dopo 3 anni dall'esame autoptico, invoca una sua probabile responsabilità? Si attendono risposte. Un'altra notizia sul caso Resinovic, andiamo sul sito del quotidiano locale Il Piccolo con l'aggiornamento uscito poco fa. Resinovic, la procura scopre le carte, è stato Visintin, ecco come l'ha aggredita e soffocata. La tesi del pubblico ministero Iozzi contenuta in una richiesta di incidente probatorio a carico di Sterpin, uccisa quel giorno stesso nel parco dell'ex ospedale psichiatrico, il giallo degli spostamenti. Sebastiano Visintin ha aggredito sua moglie Liliana Resinovic all'interno del parco ex OPP in prossimità di via Weiss all'altezza del Civico 21 con afferramenti, compressioni, percosse, urti e graffi, tutti indirizzati in diverse sedi del capo, alla mano, al torace e agli arti. Ne cagionava la morte avvenuta mediante soffocazione esterna diretta quale conseguenza di afferramento e compressione del volto della vittima. I fatti sono commessi il 14 dicembre 2021. Questa secondo la pubblico ministero Ilaria Iozzi, che dirige le indagini sulla morte della donna Liliana Resinovic, è la ricostruzione della dinamica dell'omicidio. La mette nero su bianco dettagliando il reato contestato a Visintin nella richiesta di incidente probatorio in ordine all'assunzione della testimonianza di Claudio Sterpin che il 21 maggio scorso Iozzi ha avanzato alla GIP Flavia Mangiante. Di fatto ricordiamo tra l'altro che Sebastiano Visintin, unico indagato per la morte della moglie Liliana Resinovic, e in questo momento, in queste ore, Ilaria Iozzi, il PM, ha, come dire, svelato quindi le carte, appunto, la ricostruzione che, secondo l'accusa naturalmente, vedono Sebastiano come responsabile della morte della moglie. Naturalmente aggiornamenti ulteriori nel corso delle prossime edizioni del nostro telegiornale. Una rissa è avvenuta questo primo pomeriggio in largo Bonifacio, quindi lì del viale 20 settembre, una rissa tra ubriachi, 2 uomini e 2 donne che si sono azzuffati. Una donna ha anche tirato fuori un piccolo martello. Del caso stanno indagando i carabinieri che hanno ricevuto anche 3 dei 4 partecipanti alla rissa perché volevano sporgere denuncia. Poi il quarto è stato identificato e questi ha deciso invece di non sporgere querela, un caso che però risulta ancora fumoso e i carabinieri stanno procedendo con le indagini. Comunque ancora un episodio di violenza in pieno giorno a Trieste. E ladri in azione in via Dalviano, rubato il fondo cassa della sartoria Luca, 2.000 euro, il malloppo, la serranda del negozio non era stata chiusa. Sentiamo. Hanno ancora paura i titolari della sartoria Luca in via Dalviano 37. Ieri mattina la coppia di cinesi, al momento di aprire la serranda del negozio, ha notato subito il vetro rotto della porta d'ingresso. Poi hanno scoperto che mancava il fondo cassa, 2.000 euro. A quel punto non hanno potuto fare altro che chiedere l'intervento dei carabinieri che, giunti sul posto,
Poco a loro volta hanno potuto fare se non appunto rilevare l'entità del furto. Nessuna traccia utile ad una neppur parziale identificazione dei responsabili, nessuna telecamera di sicurezza all'interno del piccolo locale e i titolari non risultano essere assicurati contro un simile evento. I ladri hanno avuto gioco facile nel penetrare all'interno del locale, giacché la serranda esterna non era stata chiusa a chiave. La coppia, a Trieste da 10 anni, non ha dunque potuto fare altro che formalizzare la querela e rimettersi dietro il bancone fra aghi, fili, forbici e macchine da cucire per lavorare come se niente fosse successo. Pensavamo fosse un luogo sicuro, è l'unico commento che si riesce a strappar loro, ma a telecamera spenta. Inchiesta una bomber, altri 60 giorni per conoscere i dati della perizia, doveva essere domani la scadenza, invece la GIP di Trieste Flavia Mangiante ha concesso ai periti Lago e Pilli ulteriori 60 giorni che si sommano ai 60 concessi il 28 febbraio scorso. Avanti con i servizi, 54 milioni di ritorno economico per il territorio, 240 posti di lavoro stabili. Sono i numeri principali conseguenti alla stagione crocieristica 2024 a Trieste, snocciolati a Sveglia Trieste da Maurizio Bucci di Forza Italia. Chiedere a Maurizio Bucci di parlare di crociere equivale, si sa, ad invitarlo a nozze. L'ex assessore, oggi ospite di Sveglia Trieste, che per primo ebbe una delega al turismo, molto si è speso e molto continua a spendersi per le navi bianche. E strenuamente difende quella che per la città, con buona pace di qualcuno, è una risorsa economica e non da poco. Numeri alla mano. Stagione 2024. 540.000 passeggeri, 540.000 persone hanno visto la città di Trieste, 540.000 persone hanno passeggiato in Piazza Unità, a gratis, cioè nessuno ha fatto un investimento economico per far venire tutte queste persone. Quanto ha reso la crocieristica, parliamo della stagione 2024, che può essere fotografata similmente nel 2025? 54 milioni, ripeto, 54 milioni lasciati in città. Praticamente oggi la crocieristica dà occupazione stabile, quindi non precarietà, 240 persone. Con l'indotto sforiamo i 400. Bucci ancora una volta però avverte, poco ci vuole perché tutto si ridimensioni. Per evitarlo indica una strada che deve essere intrapresa con solerzia e che di fatto deve coinvolgere 4 realtà del tessuto economico cittadino. Bisogna creare un'organizzazione che oggi manca. Un'organizzazione, un coordinamento tra chi? Comune di Trieste, Autorità Portuale, Regione e Terminal. Perché queste 4 realtà? Perché ognuno per propria competenza. L'organizzazione infrastrutturale, e qua entra in gioco il ruolo dell'Autorità Portuale e della Regione sotto il profilo dell'attività di finanziamenti. Terminal per organizzare o riorganizzare, migliorare i servizi al passeggero, ed il Comune di Trieste per l'attività di promozione. Ci fermiamo per una pausa pubblicitaria, torniamo fra poco, state con noi. Con il prossimo servizio facciamo il punto sull'evoluzione meteo nei prossimi giorni con il previsore di ARPA Osmer FVG Giuseppe Visali, un estratto di quello che poi vedrete anche in versione completa nel nostro post TG. Intanto vediamo. Nel corso delle prossime ore la bassa pressione che ci ha interessato soprattutto nella giornata di ieri tenderà ad allontanarsi verso est e quindi avremo un miglioramento del tempo. Tuttavia comunque continuerà ad affluire aria fredda di origine artica soprattutto in quota e questo unitamente al riscaldamento diurno, quindi con il sole nel corso del pomeriggio, determinerà instabilità atmosferica. Questo si tradurrà in rovesci e temporali che si svilupperanno nella giornata di domani, quindi nella giornata di sabato nel corso del pomeriggio, ad iniziare dalle prealpi per poi spingersi alla pianura e forse anche verso la costa. Si tratterà appunto di rovesci e temporali localizzati, non diffusi, ma che potranno appunto colpire queste zone. Poi nel corso della giornata di domenica e di lunedì si avrà un miglioramento del tempo a causa dell'aumento della pressione atmosferica e un aumento anche delle temperature, perché l'anticiclone tenderà a far affluire correnti più miti e meridionali, quindi si avrà una pausa dalle precipitazioni che potrebbero poi tornare
nel corso della metà della prossima settimana a causa del nuovo arrivo di correnti atlanti. Quindi comunque il tempo tenderà a migliorare sicuramente rispetto alla giornata di ieri, alla giornata odierna, di quello che è stata la giornata odierna, però comunque rimarrà ancora variabile, soprattutto tra i monti e la pianura. Sulla costa si avrà qualche schiarita in più sicuramente, poi temperature che tenderanno lievemente a recuperare qualche grado e si porteranno nella media del periodo entro la giornata di domenica e lunedì. Poi nel corso della prossima settimana, come preannunciato, un ulteriore aumento termico con temperature che andranno anche di poco oltre la media del periodo. Apre oggi la 14ª edizione di Mare Nord-Est, cuore della rassegna Piazza Unità, dove ci saranno conferenze e incontri con illustri ospiti del mondo della nautica e della ricerca, ma non solo. Apertura ufficiale della 14ª edizione di Mare Nord-Est, con cerimonia nel Salone di rappresentanza della Regione. Oggi al via le attività con il villaggio in Piazza Unità, dove si svolgerà la 3 giorni di rassegna con la partecipazione di numerosi ospiti, tutti collegati da un denominatore comune, l'amore per il mare. Fra diversi campi di competenza, da quello sportivo a quello culturale, dall'ambiente alla didattica, dai ricercatori agli esploratori, il mondo marino sarà spiegato in maniera approfondita. Termine calzante in particolare quando si parlerà delle scoperte dell'habitat sottomarino. Poi tanta divulgazione con le scuole protagoniste nel giorno di inaugurazione, spettacoli, laboratori e uno spaccato sugli sport legati al mare. Gli ospiti che abbiamo quest'anno sono tutti ospiti di levatura internazionale, mondiale, ognuno dei quali sicuramente ha all'interno quella passione, quella determinazione, quella forza che noi nel nostro piccolo come Mare Nord-Est tentiamo di avere per sviluppare tutte quelle tematiche ambientali che abbiamo a cuore, quindi preservare il mare, ma come si può dire, interagire con esso in maniera tale da avvicinare i popoli, come per esempio attraverso la nuotata delle 3 nazioni, che secondo noi è un esempio bellissimo, diciamo, di cooperazione tra Italia, Slovenia e Croazia, e con un occhio particolare sul focus, appunto, che sono 3 nazioni, ognuno con la propria rappresentanza, con la propria maniera di essere, ma allo stesso tempo accomunate da un mare, che è quello nord Adriatico, che noi amiamo in maniera proprio preponderante. L'evento gode del supporto di moltissimi enti, in primis la Regione Friuli Venezia Giulia, il Comune di Trieste, l'Università, ma anche associazioni, forze armate e specialisti del mondo della subacquea, della fotografia e della ricerca, con impronta specifica di alcuni enti del territorio. Una rassegna sempre più ricca che abbraccerà un pubblico di tutte le età e che promuove un messaggio importantissimo: il rispetto del mare, dell'ambiente in generale, dei valori dello sport e dell'impegno sociale. Continua l'impegno sul territorio della Fondazione CR Trieste, 5 nuovi pulmini donati ad altrettante realtà sportive attive in ambito locale. Oggi la cerimonia di consegna delle chiavi. 5 pulmini Giampi Combi Citroen donati alle associazioni sportive dilettantistiche Triestina Volley, Veniulia Rugby Trieste, Pallavolo Altura, Centro Gioco Sport Coselli e alla USD Jadran. Tutte realtà sportive radicate attive sul territorio e selezionate in base all'attività svolta in ambito locale e al numero di giovani coinvolti. Ancora una volta a sostenere l'iniziativa è stata la Fondazione CR Trieste. Oggi doniamo con felicità, con gioia, 5 pulmini e 5 società sportive. Fra una decina di giorni avremo altri 5 mezzi che saranno dati a altrettante realtà importanti cittadine, non solo sportive ma importanti. Fondazione crede da sempre nello sport, soprattutto nello sport giovanile. Far viaggiare ragazzi, atleti e mini atleti, come vedrete oggi, in sicurezza, ritengo sia una giusta ricompensa per tutti, soprattutto per le famiglie che dedicano tempo nel portare i ragazzi e quindi nell'educarli, oltre alla forma sportiva, anche ad una coesione sociale. Quindi oggi un'iniziativa assolutamente lodevole, una spesa, voglio sottolinearla, ma per citare quanto la Fondazione ci crede, di 165.000 euro, quindi sono 33.000 euro alla fine di spesa per singolo mezzo di trasporto, e consegniamo dei mezzi assolutamente sicuri, anche belli ed eleganti, per far viaggiare i nostri atleti nella regione e speriamo non solo nella regione, se i risultati sportivi lo consentiranno. E finiamo con lo sport, sconfitta in gara 3 contro la Germania Brescia per la pallacanestro Trieste, vediamo.
Una sconfitta amarissima per una Trieste in testa anche di 18 punti nel corso del match, in cui il merito di Brescia è stato quello di far pagare ai biancorossi ogni singolo errore e ingenuità commessa nella seconda parte di gara. Il finale recita 70-80 e suona quasi come una mezza sentenza, con i biancoblù sul 2-1 nuovamente con il fattore campo nelle proprie mani. Dopo uno start difficile con i plavi Ivanovic e Bilan subito a segno, Trieste si affida a Ruzier che apre le danze con 2 triple che danno fiducia ai biancorossi. Dai play triestino all'ala dell'Indiana McDermott, entrambi subito in campo vista l'assenza di Ross per il problema al polpaccio. Il tiratore centra 2 conclusioni pesanti che aprono il parziale di 11-0. La squadra di Christian, che moltiplica le rotazioni ottenendo un'intensità difensiva pazzesca da chiunque entri in campo, vola sul più 10 con il semigancio di Candussi che chiude il quarto sul 23-11. La formazione di Poeta subisce una sorta di shock psicologico dalle 2 stoppate in serie di Kelly combinate all'aggressività offensiva di Brown che mette 8 punti in un ame. Una zingarata in area di Ruzier segna il più 18. Poi, quando Barnell e Kwonu entrano in partita, ci pensa un dominante Uthoff a mettere il fisico in marcatura e in attacco. La fisicità di Barnell porta il primo parziale positivo per i biancoblù, con Trieste che chiude sul 41-29 a metà gara, registrando anche la prima schiacciata dell'anno di Valentine. Assurdo, invece, il rientro in campo nella ripresa. 6 liberi in un lampo concessi e trasformati da Della Valle per le ingenuità di Kelly e Ruzier. Poi la tripla di Rivers per il glaciale 9-0 di Brescia. La partita si riapre completamente e la difesa ospite cresce. Brown e Uthoff aiutano Trieste a resistere nel momento più difficile, ma Rivers risponde colpo su colpo e la tripla alla fil di sirena di Kwonu fissa il 56-57. Brescia nell'ultimo quarto tocca subito il più 8 con Dur che prima confeziona un gioco da 3 punti, poi viene perso in alley-oop. Infine una palla persa sanguinosa consegna un lay-up facile a Ivanovic. I palloni gettati al vento iniziano a pesare, 16-6 il dato impietoso al termine per una Trieste che sembra buttar via la partita. Brown si erge protagonista in un momento di totale blocco offensivo della squadra, ma gli ospiti sono bravi a capitalizzare il margine costruito e a servire Bilan. In un finale che potrebbe regalare ancora sorprese, gli arbitri affibbiano un tecnico e un'espulsione a Brown, rovinando un finale di match che avrebbe ancora potuto regalare delle sorprese. È tutto dal nostro notiziario, grazie per averci seguito e buon proseguimento su Tele4.